La formazione oggi è uno strumento essenziale per qualunque forza di polizia, per qualunque amministrazione che intenda fare bene il proprio lavoro. Dovrebbe essere visto sia come un diritto che ha il lavoratore, sia come un obbligo corrispondente. Da un lato la possibilità che l'amministrazione consenta di effettuare questo importante passo perché dedica tempo e risorse, e dall'altro perché l'operatore sia anche disposto e volenteroso per effettuare questo tipo di attività. Spesso può essere anche impegnativa per le durate che sono previste, ma la propria attività o è aggiornata o ci si apre a quello che succede in giro, all'aggiornamento normativo, all'aggiornamento tecnologico, a quello che avviene negli altri settori e negli altri comandi, o comunque si rimane indietro e la propria attività, per quanto possa essere fatta bene, sarà sempre un'attività svolta in difetto. Se poi dobbiamo affrontare un tema particolare, che è quello della criminalità organizzata, che ancora fatica a trovare posto all'interno delle strutture e della vision della polizia locale, è dovuto anche al fatto che siamo abituati a operare e lavorare su temi strettamente locali, mentre riteniamo che la criminalità organizzata, soprattutto nei territori del nord-est, non sia un tema particolarmente dedicato e pregnante per la polizia municipale, proprio perché implica ramificazioni a livello nazionale, collegamenti con varie parti del territorio dove non operiamo per lo stretto limite territoriale. Ma anche questi incontri servono a darci l'idea che il tema, pur se trasversale alla nostra attività e magari sicuramente sovracomunale, trova importanza nel nostro lavoro grazie all'attività di intelligence, grazie all'attività investigativa, grazie all'attività di scambio di informazioni che possono essere operate con le altre forze di polizia o con le polizie locali conterne. L'attività di formazione in primo luogo deve creare e dare la possibilità di una costruzione teorica e di un inquadramento normativo della materia, ma cosa che è stata fatta con questi primi moduli deve anche e soprattutto prendere una parte che è quella pratica del lavoro, consentendo eventualmente un confronto ulteriore fra comandi di più o meno grandi dimensioni su come vengono affrontati dal punto di vista normativo e pratico problemi che sono comuni, soprattutto sul tema del degrado e sul tema che coglie la nostra polizia municipale su temi più ampi. Cioè capire come affronto io il disturbo alla quiete pubblica provocato dalla mia guida e come un altro comune riesce a risolvere il problema della presenza di nomadi sul territorio, o come dobbiamo liberare e si riesce a produrre che esistono in particolari su parchi che sono occupati da spacciatori o da persone che bivaccano tutto il giorno all'interno.